Buongiorno a tutti e a tutti, oggi benvenuti a questo nuovo momento di riflessione e confronto sul tema del porto e della transizione ecologica. Questo convegno diciamo, è il terzo appuntamento del quinto ciclo di incontri che è stato organizzato da la dottoressa Laura Facchinelli, da me stesso, dal professor Michelangelo Savino e da Luca Tamini, del professor Luca Tamini del Politecnico di Milano, e che ha visto un primo incontro il 2 aprile sul trasporto pubblico urbano, il secondo il 16 aprile 2025 sull'economia delle piattaforme e territorio dalle logiche globali all'ultimo miglio, e oggi, come ho detto, vedremo questo convegno sul porto e la transizione ecologica. Faccio una breve introduzione, poi darò la parola all'architetto Beraldo per un saluto introduttivo da parte dell'Ordine degli Architetti. Quindi, diciamo, quando parliamo di transizione ecologica parliamo di un cambiamento strutturale, profondo, che chiama in causa tutti i settori, dall'agricoltura, dall'industria, dalla mobilità all'energia e anche il sistema portuale, che rappresenta oggi un vero e proprio crocevia simbolico e concreto tra le esigenze della modernizzazione infrastrutturale e la responsabilità ambientale. I porti infatti sono un luogo di scambio di merci e di persone, ma sono anche un luogo di connessione, economie, culture, territori, e sono anche una sorgente significativa di emissioni, di consumi energetici, di pressioni su habitat marini e costieri. Quindi proprio per questa diciamo, combinazione di vari fattori sono chiamati a essere innovativi, a trovare un'innovazione anche sostenibile. Ed è proprio quello che vedremo durante questo convegno. Durante il convegno parleranno, qui c'è una piccola variazione, avremo come primo contributo l'avvocato Valerio Mangiarotti, che ci parlerà di ambiente e crociere, una sfida importante per la sostenibilità. L'avvocato Valeria Mangiarotti è direttrice delle politiche energetiche ambientali di MedCruise e presidente del network crocieristico e dei traghetti di Espo. Poi come secondo intervento avremo il presidente dell'autorità portuale del sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Fulvio Di Lino Di Blasio, che ci parlerà del nuovo approccio sostenibile dei porti di Venezia e Chioggia. Quindi conosceremo l'evoluzione e la visione strategica di questi due porti fondamentali inseriti nel contesto delicato dal punto di vista ambientale, ma anche ricchissimo di potenzialità per la transizione verde. E infine l'ultimo intervento sarà del direttore tecnico della stessa autorità portuale, dell'autorità di sistema portuale, l'ingegner Giovanni Terranova, che tratterà una relazione dal titolo Politiche e progetti per ridurre le emissioni. Quindi entreremo nel dettaglio delle misure concrete adottate in via di implementazione, quindi vedremo diciamo, più la transizione passeremo da un concetto astratto a quello che penso a un processo misurabile, basato su dati. Quindi vedremo tre visioni, tre ruoli, tre prospettive, una più tecnica, una più internazionale, magari una più diciamo, generale sul porto di Venezia. Quindi concludo questa introduzione con una considerazione che credo ci possa accompagnare nei lavori della giornata. La transizione ecologica non può essere una semplice sommatoria di azioni verdi, ma è prima di tutto un cambiamento di mentalità, un nuovo modo di concepire lo sviluppo, il lavoro, la competitività, e i porti, proprio per la loro natura di interfacciarsi tra mare e terra, tra pubblico e privato, tra innovazione e tradizione, possono diventare motori di questo cambiamento. Grazie a tutti. Ringrazio inoltre i nostri patrocinanti, quindi ringrazio l'Ateneo Veneto per ospitarci, ringrazio il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Padova, la rivista Trasporto e Cultura, il Centro Studi Urbanistici del Veneto, il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, l'IT, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia e l'Ordine degli Architetti. Prego, architetto Beraldo. Bene, buonasera a tutti e buonasera a tutte. Con grande piacere che porto questo saluto dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Venezia a questo ciclo di convegni sui trasporti in Ateneo Veneto. Come diceva il dottor Giacomello, siamo alla terza giornata di studio. Parlare di trasporti e di sistemi infrastrutturali in un luogo simbolico come quest'Aula Magna all'Ateneo Veneto è così importante per la nostra cultura urbana e civile della città, è particolarmente rilevante.
Porto questo saluto con il senso di responsabilità determinato dal forte interesse verso il tema di cui parleremo oggi, che è Porto e transizione ecologica. Lo dico giusto il titolo? Sì, Porto e transizione ecologica. Parlare di porto significa parlare di governo del territorio, che comunque significa fondamentalmente interrogarci su quali modelli di società vogliamo costruire, quali siano i diritti collettivi che noi vogliamo tutelare, ma soprattutto dobbiamo domandarci come le trasformazioni urbane che inducono le presenze di questi sistemi infrastrutturali, dobbiamo, dicevo, domandarci come le nostre città cambiano con la presenza di queste grandi strutture che devono divenire strumenti di giustizia, equità e sostenibilità sociale. Come tecnici, parlo dei tecnici che io rappresento come ordine, ma vale anche per tante altre organizzazioni ordinistiche, come tecnici dicevo che operiamo sul territorio, ma credo anche come amministratori pubblici quando lo siamo, ci troviamo ogni giorno ad agire su territori attraversati da logiche economiche molto importanti che spesso sono basate sostanzialmente sulla logica del profitto immediato, senza che alle volte le valutazioni economiche abbiano una visione di lunghissimo termine che cambiano la vita delle società civili che abitano il nostro territorio. Ed è inadeguato, è difficile pensare che le logiche economiche siano quelle che governano lo sviluppo delle nostre città, perché occuparsi di infrastrutture, progettare nuove infrastrutture e valorizzare quelle che esistono significa interrogarci sui caratteri dei luoghi su cui si agisce e quali questi caratteri e quali siano questi caratteri che cambiano, come dicevano, il volto della nostra città e il volto delle nostre città in generale. Quindi credo che innovazione e tradizione debbano essere necessariamente il paradigma di sviluppo di queste infrastrutture di cui parleremo nella direzione indicata della transizione ecologica, che è un concetto di cui si parla ampiamente da ormai 2 decenni. Questo approccio credo che sia particolarmente rilevante in un territorio complesso come il nostro, complesso come il Veneto, nel nord-est, caratterizzato da diversi accessi, almeno alla nostra città, quello portuale e quello aeroportuale, assieme al sistema viario, che rendono la città di Venezia e il suo entroterra un nodo di particolare rilievo nello sviluppo del nostro territorio. Quindi credo che sia necessario sviluppare strategie di ampissimo respiro che pensino ad un futuro veramente vasto, esteso, ma soprattutto che si occupino di rendere sempre meno vulnerabile il nostro territorio, che soprattutto per le parti diciamo vulnerabili è anche il territorio che caratterizza in modo molto importante il nostro ambiente antropizzato. Credo per questo che sia importante, senza mai stancarsi, ribadire alcuni grandi principi di governo del territorio che sono principi applicabili non solo in chiave tecnica, ma in chiave profondamente etica e sociale. E quindi uno dei primi principi è quello di prossimità, che mette al centro nei progetti di sviluppo del nostro territorio i bisogni reali delle persone e delle comunità locali. Un altro principio assolutamente fondamentale è quello della perequazione, quello dell'equità, perché ogni trasformazione territoriale deve restituire, in chiave non solo tecnica, i benefici che produce, li deve restituire al territorio in modo tale da migliorare la vita di tutta la società civile. Un'altra questione altrettanto determinante è il principio della concertazione interistituzionale, per cui ogni decisione che riguarda le trasformazioni del territorio possono e devono divenire efficaci nella società civile solo dopo che sia avvenuto un dialogo fitto tra soggetti pubblici e privati, in modo tale da divenire ad una trasformazione del territorio che diventi patrimonio di tutti. In questo contesto
Credo che i contributi che ascolteremo oggi, che ci parlano appunto di futuro del territorio, di futuro del sistema portuale veneziano, saranno preziosi a immaginare quali come possiamo dire, quali aspetti di sviluppo della città ci potranno riservare. Ringrazio quindi i relatori che dopo seguiranno per condividere con noi i loro saperi. Fatte queste premesse piuttosto diciamo estese come senso e come significato di carattere generale, mi preme moltissimo sottolineare, ma quello lo faccio in diverse occasioni, mi preme sottolineare quale sia il grado di responsabilità dei governatori del nostro territorio affinché le scelte che la governance opera, le scelte di governance politica e tecnica, divengano capaci di ascoltare le istanze dei settori tecnici, le istanze della società civile, in modo tale che queste istanze possano essere trasformate in strumenti operativi e strumenti di vantaggio collettivo. Come categoria professionale sentiamo forte la responsabilità di essere parte attiva in questa discussione, perché crediamo che progetti come quelli di cui parliamo oggi o infrastrutture che hanno un ruolo che ha il porto nella nostra città siano strutture essenziali in grado di ricostruire legami sociali, ridurre anche le disuguaglianze in molti casi per rendere i territori più accessibili, giusti e anche più umani, e nel caso della città di Venezia soprattutto rendere più abitabile la nostra città caratterizzata dalla monocultura dello sfruttamento turistico. Da un punto di vista della progettazione del futuro del porto è anche importante capire come questa struttura possa cambiare nel futuro il rapporto della nostra città con l'acqua e capire come all'interno del nostro sistema territoriale molto complesso di comunicazioni viarie, aeroportuale e portuale questo porto possa cambiare il destino di questa città che sembra inesorabilmente segnato dallo sviluppo, dal progresso, del progresso nel senso, lascio a voi la definizione della parola progresso, il senso della parola progresso, dicevo, lo sviluppo turistico. È anche importante capire in che modo, e ne abbiamo già parlato in altre occasioni con il dottor Di Biasio, quale rapporto avrà la città, il waterfront della città, visto che ci sono in essere progetti di trasformazione del waterfront. Dicevo, quale rapporto la città avrà con il waterfront, e ancora una volta ribadisco, ci domandiamo in che modo il porto potrà diventare un'alternativa alla monocultura turistica, in modo tale che i cittadini della città di Venezia possano avere la possibilità di vivere di economie diverse. Ringrazio gli organizzatori di questo pomeriggio di studio, in particolar modo la dottoressa Laura Facchinelli per il suo lavoro divulgativo continuo e gli altri organizzatori. Dicevo, auguro a tutte voi un pomeriggio, a tutti voi e tutte voi, un pomeriggio di studio ricco e stimolante. Grazie all'architetto Beraldo. Ora lascio la parola all'avvocato Valeria Mangiarotti, che è collegata a distanza. Una brevissima presentazione. Vabbè, io fondamentalmente mi occupo di ambiente da diversi anni, sono direttore del board dell'associazione di MedCruise, che è un'associazione di porti crocieristici che conta più di 159 porti. E sono anche presidente del Cruise and Ferry Port Network di ESPO. ESPO sta per European Seaports ed è un'associazione molto, molto attiva che comprende anche una serie di porti del nord Europa, e l'associazione ESPO soprattutto si interfaccia con la comunità europea per tutte quelle problematiche che riguardano lo shipping. Adesso io cerco di condividere la mia presentazione.
Dunque, MedCruise, qui c'è una brevissima una mappa che diciamo, rappresenta tutti i porti che fanno parte di questa associazione, quindi abbiamo il Mar Nero, il Mar Rosso, il Mar Mediterraneo e parte dell'Oceano Atlantico. Ovviamente la nostra cooperazione è importante non soltanto a livello, diciamo così, normativo, ma anche perché c'è uno scambio continuo fra i porti, soprattutto in materia di sostenibilità ambientale. Così quattro numeri per capire le statistiche. Il fenomeno crocieristico in realtà è un fenomeno che va sempre crescendo. Nel 2025 noi avremo più di 14 milioni di passeggeri, un incremento pari al 4,5%. Ovviamente i porti che hanno maggiore traffico crocieristico sono Civitavecchia, che avrà nel 2025 più di 3 milioni di passeggeri, Napoli, che avrà più di 2 milioni di passeggeri, Genova, Palermo, oltre più di 1 milione di passeggeri. Ehm, abbiamo una crescita significativa in Albania e in Montenegro con un aumento nel 2025 addirittura del 235% e del 16% in Montenegro rispetto al 2024. Qualche curiosità. I mesi più intensi in Italia sono maggio, ottobre e settembre. Il 18 giugno sarà invece un giorno molto affollato perché avremo 38 navi ormeggiate nei porti italiani con circa 100.000 crocieristi. Il traffico crociere nelle regioni italiane, chiaramente il Lazio fa da padrone perché come sappiamo c'è il porto di Civitavecchia che è a Roma, poi abbiamo nel 2025 la Liguria, poi abbiamo la Campania che ha un 14% insieme alla Sicilia, la Toscana, la Sardegna e la Puglia che hanno un 5% e poi altre regioni. Questo grafico è interessante, ma diciamo così, più che altro per capire che il 2025 è un anno particolarmente esplosivo e importante, nel senso che nel 2020, voi come potete vedere in questo grafico, tra l'altro questo grafico è preso dalla presentazione che l'agenzia CEMAR ha fatto al Seatrade di Miami, dove era presente anche il porto di Venezia, e l'hanno fatta questa presentazione nello stand della nostra associazione di MedCruise. Dicevo che qui si può vedere chiaramente che l'anno peggiore è stato il 2020, l'anno in Avvocato, cui appunto abbiamo avuto il Covid. Due parole sulla avvocato, norma. scusi un attimo, Sì, c'è un piccolo problema che forse è colpa mia. Può togliere la condivisione un attimo, per favore? sì. L'ho tolta? No, no. Clicchi su interrompi la condivisione in alto a destra, in alto sopra la... Ah, sì, 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 certo, certo, Grazie, fatto. Sì, sì. grazie, che ho fatto io. Ok, adesso può condividere di nuovo. Grazie, Ok. scusi, è colpa No, mia, no, c'è ho problema. fatto io un errore perché da casa vedevano solo lei. Oddio, no. Eh, mea culpa. Si può capire? Sì, adesso si può vedere? Sì, sì, beh, era qualche slide. Prego, prego, mette in condivisione, in presentazione, Certo, modalità sì, in presentazione. presentazione. Ok, quindi allora, beh, allora forse è meglio che non so, vabbè, i numeri sono quelli che sono, no? Anche se non torno Sì, indietro, non sì, credo non siano c'è problema. importanti. Vabbè, questo grafico, appunto, come dicevo, vediamo che l'anno del Covid è stato un anno che è ovviamente terribile. Il 2025 sarà un anno esplosivo, avremo tra i 14 milioni e i 16 milioni di passeggeri. Molto velocemente a proposito della normativa, io sono avvocato, ma non mi sembra né abbiamo il tempo di approfondire tutte le varie direttive in materia ambientale, basterà ricordare semplicemente il Fit for 55 che prevede che ci sarà una riduzione delle emissioni del 55% nel 2030 e zero emissioni nel 2050. Per quanto riguarda il 2030 ci sarà una riduzione delle emissioni facendo una comparazione col 1900, con le emissioni del 90. AIMO ovviamente quindi ha tre momenti importanti: il 2023 inizia la strategia, il 2030
il 50% delle riduzioni delle emissioni nel 2050. Il 2050 è praticamente domani, quindi non è che abbiamo tantissimo tempo. A questo punto volevo solo dire due parole sul fatto che 2 settimane fa c'è stata una riunione in cui l'AIMO ha stabilito che ci sarà ha discusso la bozza di un nuovo capitolo 5 dell'allegato l'allegato 6 di Marpol e in sostanza quello che noi vedremo per tutti noi, per tutti i porti, quando parlo di noi parlo dei porti italiani, dei porti del Mediterraneo, dovremo azzerare completamente le emissioni nel 2050. Le misure diventeranno obbligatorie per le grandi navi oceaniche di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate che emettono l'85% del totale di CO2. Naturalmente gli Stati Uniti non seguiranno questo programma, considerando anche la politica di Trump, che è già abbastanza chiara, mentre invece la Cina, la Comunità Europea, l'India e il Giappone hanno votato positivamente, mentre invece ci sono alcuni paesi dell'Oceano Pacifico che insulari non hanno votato positivamente. Le scelte che noi abbiamo, come tutti sanno, come porti, sono delle soluzioni ambientali che sono appunto il cold ironing, l'OPS, onshore power supply, abbiamo il green fuel, abbiamo il GNL, abbiamo l'idrogeno e abbiamo anche le energie rinnovabili. Chiaramente come associazione noi abbiamo analizzato tutte queste soluzioni ambientali, arrivando poi alla conclusione, che credo sia comune per tutti, che non esiste una soluzione unica, ma esistono più soluzioni per far fronte ai problemi ambientali. Quindi potremmo dire che nel medio, scusate, io ho la presentazione in inglese, ma in inglese è molto semplice. Nel medio termine noi avremo l'LNG, l'OPS, cioè l'onshore power supply. Nel lungo termine noi avremo l'idrogeno, l'ammoniaca e comunque cercare di trovare anche altri sistemi per ridurre completamente le emissioni. Adesso brevemente vorrei parlare di questo survey che abbiamo fatto in MedCruise. Questo survey l'ho fatto personalmente con il direttore del porto di Tangeri, Jamil Wazzani, e con SRM. Noi abbiamo chiesto a SRM, che come tutti sapete è un centro studi e ricerche che lavora con Intesa San Paolo, che oltretutto è autore di Italia Maritime Economy che viene pubblicato annualmente. E in questo caso abbiamo interpellato Alessandro Panaro che ci ha aiutato a fare un'elaborazione dei dati che abbiamo raccolto. I dati sono stati raccolti su 159 porti, naturalmente non tutti hanno risposto, questo survey è in continua modifica. Cosa voglio dire? Vuol dire che c'è un aggiornamento continuo, tant'è vero che il mese prossimo noi aggiungeremo degli altri file e degli altri index per poter avere altre risposte. La scelta ambientale per un porto non è più un'opzione, ma è una scelta obbligata. Ricordiamo che la legge 8494 con le sue modifiche ha imposto che ogni autorità portuale dovrà avere un DEASP, cioè un documento di pianificazione energetica, di cui peraltro io sono anche rupa, perché in tutto questo non ho detto che io sono responsabile marketing dei porti della Sardegna. Quindi dicevo, il DEASP è un elemento importante non soltanto per gli enti territoriali, che devono comunque sapere e conoscere quali sono le soluzioni ambientali che i porti decidono di perseguire, ma naturalmente anche per gli investitori. Quindi, quindi la legislazione ambientale vede come soggetti i porti, le compagnie di crociera e anche naturalmente le destinazioni intesi come enti territoriali. Dobbiamo dire che questo survey ha come oggetto il Mediterraneo, perché non dimentichiamoci che il Mediterraneo rappresenta quasi il 25% dei flussi commerciali mondiali annuali. Il Mediterraneo è un mare chiuso, il più grande mare chiuso che noi abbiamo ovviamente sulla Terra, quindi possiamo dire che ha una superficie di 2,5 milioni di chilometri quadrati e le principali fonti di inquinamento che noi abbiamo nel mare, al di là delle emissioni, sono chiaramente l'inquinamento dovuto alle acque reflue, al trasporto marittimo, al turismo, ai cambiamenti climatici e soprattutto ai rifiuti plastici.
Questo survey si suddivide in 25 domande, di cui 5 riguardano la natura del porto e quindi, come dicevo prima, abbiamo suddiviso la nostra associazione, i nostri porti, la nostra mappa tra West Med, Central Med e East Med. Il 98% dei porti che hanno aderito a questo survey sono chiaramente porti sul mare, chiaramente non sono porti appunto sui fiumi, benché ce ne siano. Il 96% sono porti che sono vicino al centro della città e comunque il 37% sono porti che hanno più di 250 call di crociere. Per quanto riguarda i tipi di terminal, noi abbiamo chiesto anche che terminal ci sono in questi porti che hanno aderito a questo survey. Il 98% hanno dei terminal crocieristici, mentre invece il 78% general cargo, ferry il 71%, il 67% bulk cargo. Come dicevo appunto abbiamo diviso West Med, Central Med e East Med. Il Central Med c'è l'Italia, ma c'è anche la Grecia. Nel West Med c'è la Spagna e parte dell'Oceano Atlantico. L'East Med abbiamo la Turchia, abbiamo tutto il Mar Nero, l'Egitto, che i porti dell'Egitto fanno parte della nostra associazione. Abbiamo deciso di suddividere scusate, a seconda quindi delle risposte che hanno dato tra best performer, good player, middle performer e follower. Che significa? Significa che noi abbiamo comunque dato una score, una votazione e a seconda delle risposte che i porti hanno dato li abbiamo suddivisi in best performer, good player, middle performer e follower. E i topics chiaramente non li analizzeremo tutti oggi perché non avrebbe senso, non sono cose che non tutti riguardano l'ambiente, anche se molti riguardano l'ambiente, quindi parlerò dell'onshore power supply, dell'alternative fuels, quindi dell'OPS, dei metodi alternativi e quindi del GNL. Per quanto riguarda il Ports Environmental Monitoring Program, e quindi significa la politica ambientale che i porti stanno seguendo, capire esattamente se i porti della nostra associazione hanno una sensibilità ambientale, la risposta non può che essere sì, naturalmente, perché non è che l'ambiente è una scelta, ma è come dire, una sfida ed è un obiettivo che noi tutti oggi abbiamo come autorità portuali. Dicevo che l'88% dei nostri porti quindi ha questa sensibilità e ha quindi un programma che riguarda l'ambiente, che investe completamente il porto e l'autorità portuale. Dicevo che quali sono quelli che sono i best performer? Evidentemente il West e quindi la Spagna. Non dimentichiamoci che la Spagna, specialmente parlo di Barcellona, di Valencia, è molto avanti a livello ambientale, nel senso che hanno non soltanto il cold ironing già posizionato, ma da tempo hanno una sensibilità molto, molto, molto elevata. E poi abbiamo l'East, quindi la parte della Turchia, e poi abbiamo Central, che siamo noi, che insomma cerchiamo di, come dire, seguire dei programmi ambientali e devo dire che comunque anche col PNRR e Green Ports, di cui io anche sono responsabile nei porti della Sardegna, siamo work in progress, come potrei dire. Parliamo dell'OPS, l'Onshore Power Supply. Questo è un argomento molto, molto sentito perché a livello italiano noi abbiamo ricevuto, non dico noi porti sardi, no, ma tutti i porti, anche perché io faccio parte del tavolo della transizione ecologica di Assoporti, che è l'associazione dei porti italiani che analizza queste tematiche. Quindi noi, dicevo, come porti italiani, quindi faccio un po' una parentesi sull'Italia, ci stiamo lavorando. Devo dire che per quanto mi risulta, Genova è l'unico porto che ha il cold ironing terminato. Però il problema è che qui quando noi parliamo di onshore power supply dobbiamo parlare di crociere, quindi di imbarcazioni che hanno 4.000-5.000 passeggeri, quindi dei piccoli, come dire, delle piccole città galleggianti
il problema reale, io sono anni che mi occupo di ambiente, devo dire che per quanto riguarda il cold ironing ho delle grandissime perplessità. Perplessità che io esprimo in ogni conferenza dove vado a parlare come speaker, che sono date dal fatto che per quanto riguarda, parto dal presupposto che tutti voi sappiate cos'è l'OPS, non lo so se qualcuno non lo sa, comunque si tratta di banchine elettrificate e la nave quando arriva in porto e ormeggia si può attaccare a queste banchine elettrificate e quindi non produrre delle emissioni. Dobbiamo dire che il cold ironing rispetto al GNL, rispetto a tutti gli altri sistemi, è anzi no, è l'unico sistema che mi riferisco a quelli che stiamo perseguendo in questo periodo, è quello che ha l'abbattimento totale delle emissioni di CO2. Ma abbiamo delle grosse problematiche. Una nave da crociera che rimane in porto ormeggiata per circa 6 ore consuma in media più di 14 megawatt. Megawatt significa che quando in un porto abbiamo 3-4 navi, il consumo di energia è un consumo di energia enorme. Parlo sempre di crociere, non dei ferri, che la situazione è completamente diversa. Noi per esempio a Cagliari abbiamo avuto 4 navi, ma parlo di porti grandi come Civitavecchia, parlo di porti come Napoli, parlo di porti come Genova. Quindi il primo problema è avere una quantità di energia così elevata, che sia un'energia pulita per poter ovviamente soddisfare le richieste delle navi da crociera e delle compagnie. Questo è uno dei primi problemi, poi analizzerò gli altri. Quindi qui per tornare un attimo al server, quindi a livello internazionale, possiamo dire che il 70% dei nostri porti hanno dei progetti onshore power, benissimo, questo è una buona cosa. I porti che hanno appunto l'OPS, abbiamo fatto una serie di domande, il 71% dei porti sono vicino a piccole città, il 77% vicino a città medie e invece il 64% vicino a grandi città. Il 77% dei nostri porti di MedCruise hanno progetti OPS e sono appunto fondati sulla Comunità Europea. Cosa vuol dire? Cioè che ricevono dei soldi, delle sovvenzioni della Comunità Europea, mentre invece il 56% il 56% dei nostri porti almeno hanno una banchina in cui usano l'OPS, quindi qui parliamo a livello internazionale. Purtroppo i risultati non sono stati molto soddisfacenti, nel senso che a tutt'oggi, cioè parlo della fine del 2024, ma comunque ci sarà un update quest'anno, solo il 29% dei porti del Mediterraneo possono offrire OPS, cioè possono avere delle banchine elettrificate per le compagnie di crociera. Il 94%, cioè il resto dei porti, potrà avere, diciamo così, potrà offrire l'offshore power prima del 2030. Quindi i porti, dicevo, il 71% sono vicino a piccole città, il 77% vicino alle città medie e il 64% invece vicino alle grandi città. Ovviamente qui vediamo che l'US Med riceve più soldi dalla Comunità Europea, no? Evidentemente per poter fare questi progetti. Il 75% il Central Med e l'East Med il 50%. A proposito di dei fondi europei, abbiamo avuto un po' di problemi nella nostra associazione perché noi abbiamo anche porti del Nord Africa. Abbiamo porti del Nord Africa, abbiamo porti dell'Oceano Atlantico e abbiamo porti ovviamente turchi e del Mar Nero che non hanno ricevuto soldi per poter far fronte a queste soluzioni ambientali. Quindi chiaramente c'è un gap non da poco che non deve essere sottovalutato. Noi chiaramente cerchiamo come dire, di fare in modo di invitare anche i porti del Nord Africa a far parte di progetti europei laddove sia possibile,
ma ovviamente questa politica non è una politica ovviamente che è comune, cioè nel senso che tiene in considerazione questi porti. La location dell'OPS, il 56% dei porti, come dicevo prima, hanno almeno una banchina e qui chiaramente abbiamo l'West Med, il Central Med e l'East Med. Allora, qui vorrei semplicemente soffermarmi, anche ci sarebbe, cioè dovremmo avere almeno come dire, un mese per parlare dei problemi che riguardano l'applicazione dell'onshore power supply. Allora, la prima cosa che ho detto è la quantità di energia verde, pulita, di cui noi abbiamo bisogno per far fronte al cold ironing. L'altro problema è il prezzo dell'energia. Il prezzo dell'energia è un problema molto importante, il costo dell'energia, perché ovviamente noi in questo frangente possiamo dire che nel Mediterraneo il prezzo dell'energia, il costo dell'energia è molto elevato. È molto elevato tale per cui molte compagnie potrebbero decidere di non usare il cold ironing, no? Perché è chiaro che quando io ho parlato con Zanetti, che è il presidente di Costa Crociere 2 anni fa, lui mi disse: guarda Valeria, se il costo dell'energia risulta essere così elevato, noi nel nord Europa ha un senso che usiamo il cold ironing, perché noi parliamo di porti dove l'energia costa un quinto rispetto al costo che abbiamo noi nel Mediterraneo. Caso contrario potrebbe essere un problema. L'altro problema è anche un problema di distribuzione dell'energia, perché come voi sapete le autorità portuali sono enti pubblici, noi non possiamo vendere energia alle compagnie di crociera, quindi si tratterebbe di identificare una compagnia che ovviamente decide di distribuire l'energia alle varie compagnie di crociera. Quindi non è semplicissimo, anche questo è un problema, cosa che per esempio io in Expo non ho visto nel nord Europa. In Expo adesso passo nell'altra associazione dove comunque io ho sempre, presiedo un port network dove invece i porti del nord Europa possono distribuire energia, anche le stesse autorità portuali, perché non hanno la natura giuridica che abbiamo noi. E per certi versi anche in Spagna la situazione è un po' diversa. Quindi abbiamo molte problematiche. Non ultimo il fatto che io spero che l'onshore power supply non rimanga, cioè, più che altro non diventi, scusate, una cattedrale nel deserto, perché una volta che noi avremo poi questi sistemi dovremo farli funzionare. Molte compagnie di crociera a Miami hanno chiesto a noi se noi abbiamo il cold ironing, perché molte compagnie di crociera potrebbero decidere se addirittura cancellare un porto laddove non possono fare rifornimento. Nel Mediterraneo, dicevo, abbiamo Barcellona, abbiamo Genova, dove il sistema è già, non mi risulta che sia partito per le navi da crociera, ma comunque è già terminato. Gli altri sono in via di definizione, come Civitavecchia e altri. Noi in Sardegna abbiamo fatto la progettazione e stiamo comunque portando avanti l'infrastrutturazione. Passando a un altro argomento, sempre del survey, abbiamo appunto verificato qual è la politica della riduzione del CO2 e anche qui abbiamo visto che l'Italia si comporta relativamente bene, mentre invece la Spagna è molto avanti. Quindi il 92, però in totale nella nostra associazione il 92% dei porti stanno portando avanti azioni che riducono le emissioni di CO2, quindi c'è una sensibilità molto elevata. Anche qui appunto abbiamo il 63% di porti che per esempio alla nostra domanda se hanno una politica che riguarda il water management, perché anche il problema dell'acqua è un problema molto elevato, e il West ha risposto positivamente con l'86%. Mentre invece waste management, anche quello è un grosso problema che noi abbiamo e che stiamo discutendo anche a livello di Expo, quindi il trattamento dei rifiuti nei porti e le facilities per trattare questi rifiuti
vediamo che è un tema molto sentito anche a livello della nostra associazione e direi che il West Mediterranean abbiamo l'86% dei porti che ovviamente sta lavorando su questo argomento, mentre nel Central Mediterranean Sea il 71%, nell'East il 67%. Per quanto riguarda l'alternative fuel, noi appunto abbiamo anche qui fatto una serie di domande, i cui dati sono stati raccolti da SRM e vediamo che il 69% sta cercando di portare avanti dei progetti il cui obiettivo è quello di usare l'idrogeno e i veicoli elettrici. Peraltro, a proposito dei veicoli elettrici, questi fanno parte anche di Green Ports a livello italiano. I Green Ports, come voi sapete, sono dei progetti che le autorità portuali stanno portando avanti con i soldi ricevuti dal Ministero dell'Ambiente. Il 27% invece dei porti della nostra associazione sta facendo LNG bunkering e invece l'82% potrebbe avere un LNG service prima del 2030. Vorrei sottolineare due cose. La prima è che per quanto riguarda il 2030 il West Med è all'88%, il Central Med, che c'è l'Italia, all'87%, invece East Med 69%. Mentre invece LG Bunkering ovviamente il 47%, il Central è molto basso, il 29%. A tutt'oggi noi possiamo dire che soltanto il 27% dei porti del Mediterraneo intervistati che fanno parte di MedCruise può offrire LG Bunkering, mentre invece nel 2030 soltanto l'81%, quindi la situazione non è particolarmente, come dire, sembra positiva, di fatto poi andando a fare un'analisi non è del tutto così. Qui ho un paio di slide, ma chiaramente posso chiaramente commentarle velocemente. Io sono stata speaker a Milano sull'LNG Small Scale e ho parlato con il responsabile nel mio panel, con il responsabile dell'MSC, del GNL, dell'LNG GNL. E devo dire una cosa che ci tengo a dire, cioè il GNL è sempre stata vista come una bridge solution, cioè una soluzione ponte. In realtà io credo molto che il GNL sia un po' il futuro che noi avremo, a dispetto del cold ironing. Innanzitutto la prima osservazione che vorrei fare è che noi abbiamo molte navi a GNL, non solo come navi che attualmente navigano, cioè quindi che sono nelle flotte, ma anche come navi future. Quindi nel 2025 sono previste diverse crociere a GNL. Qui c'è un piccolo elenco, quindi abbiamo l'MSC con l'MSC World America, abbiamo la TUI Cruises, abbiamo la Norwegian Cruise Line che nel 2025 avrà una crociera, la Norwegian Aqua che sarà la terza nave col GNL e poi abbiamo anche la Royal Caribbean. E per quanto riguarda la Royal Caribbean abbiamo la Icon of the Sea che userà il GNL. Quindi questo significa che anche la soluzione del GNL abbiamo visto che i porti saranno più pronti e quindi hanno un work in progress per il 2030. Di fatto però le compagnie hanno navi a GNL. Quindi questo significa che anche qui il GNL non sarà una soluzione ponte, ma è una soluzione, una scelta che le autorità portuali dovranno fare. A questo punto io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero di essere stata veloce perché so che devono parlare gli altri e naturalmente questo, come dire, questo punto di partenza di questa giornata è a livello internazionale e anche un po' italiano e spero che sia stato comunque utile. Grazie. Allora, lascio già la parola al prossimo relatore, che è il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, il dottor Fulvio Lino Di Blasio, che ci parlerà del nuovo approccio sostenibile dei porti di Venezia e Chioggia. Prego.
Saluto tutti i partecipanti, ringrazio per l'invito, saluto Valeria Mangiarotti, ci siamo visti insieme ad alcuni colleghi recentemente a Miami al Sea Trade Cruise Global, che è la fiera mondiale delle crociere, una fiera che ha negli anni sempre più visto nella parte di convegnistica crescere. Il tempo è dedicato all'esplorazione di quali sono le soluzioni che i vari porti hanno via via adottato per gestire la transizione verso una modalità meno impattante sull'ambiente, ma anche sulle comunità dell'attività portuale e croceristica in particolare. Ora, per quanto riguarda i porti di Venezia e Chioggia, è un po' cambiato obiettivamente il contesto in cui l'autorità di sistema portuale opera. Ricordiamo che l'autorità di sistema portuale di fatto è entrata in piena operatività circa 8 anni fa. Prima c'erano le autorità portuali, poi con la riforma del 2016, poi diventata legge, è stato creato un sistema portuale che comprende, giusto per capirci, la parte di Venezia Centro Storico, la parte di Porto Marghera, Fusina, San Leonardo e Chioggia, soprattutto Chioggia, nel senso che è stata la grande novità che ha poi portato una serie di adempimenti e di sfide, anche di risultati interessanti. È cambiato un contesto anche dal punto di vista degli attori che hanno come dire, nel loro statuto, nel loro mandato istituzionale la tutela della laguna, e mi riferisco in particolare all'autorità della laguna, che è stata istituita da alcuni anni ma che poi ha visto la definizione della governance e di tutto l'assetto statutario, nonché il progressivo incremento della costruzione delle competenze che andranno a farvi parte, ed è sicuramente uno dei risultati di un confronto che chi rappresenta il governo e chi ha rappresentato il governo negli anni precedenti con il comitatone, quindi con tutta una richiesta che è stata accolta di costituire un'entità che andasse a tutelare la laguna, integrandosi con le attività e con le istituzioni presenti, ha accolto. E quindi questo ha di fatto creato anche una più completa e più stabile, perché di fatto l'autorità della laguna poi anche recentemente ha formalmente preso le redini anche della vicenda commissariale del Mose. E quindi fare una politica sostenibile e una transizione energetica nel contesto lagunare ha degli elementi di confronto plurali, che sono più plurali che nelle altre realtà portuali, perché quello che ha indicato poc'anzi l'avvocato Mangiarotti, che vi ha fornito un risultato di una survey di qualche anno fa, che andava a vedere come si stesse comportando a livello mediterraneo. Anche noi come autorità di sistema, proprio in alcune occasioni a Miami, abbiamo presentato il nostro percorso e abbiamo avuto modo di far vedere come il livello di complessità fosse costituito da più elementi. Innanzitutto la localizzazione all'interno della laguna di Venezia di un polo portuale e industriale ed energetico, cresciuto e nato all'inizio del secolo scorso, sviluppatosi secondo una parziale realizzazione degli originali piani di sviluppo del porto, poi evoluto in una forma per certi versi incontrollata dal punto di vista della tutela dell'ambiente, e poi tutta una seconda fase di corsa ai ripari, la chiamo io, e di convinta, per quanto ho visto io, virata verso una serie di iniziative che hanno dovuto introiettare, cioè fare entrare nella modalità ordinaria di programmazione delle opere pubbliche tutta una serie di istanze. L'autorità di sistema, dicevo, quindi fa
la sua parte, quindi è uno degli attori che sono in gioco, sicuramente un ruolo importante, appunto ce l'ha avuto il provveditorato, ora Autorità della Laguna, ce l'hanno le amministrazioni comunali e con le quali ovviamente continua la necessità di un confronto sulle modalità con cui si realizza il nostro piano, ma le autorità di sistema di fatto sono delle emanazioni del Ministero delle Infrastrutture e quindi molte politiche che vengono declinate a livello territoriale vengono proprio da Roma, no? La dottoressa Mangiarotti parlava del cold ironing oppure onshore power supply o elettrificazione, insomma la spina alla quale attaccare le navi che ormeggiano per ridurre, anzi azzerare le emissioni. Quella è una politica che è stata recepita dal Ministero delle Infrastrutture, che ha dedicato una serie di risorse pubbliche, nel nostro caso 90 milioni di euro, per realizzare alcune infrastrutturazioni. Noi come abbiamo fatto? In realtà l'autorità di sistema ha iniziato a piccoli passi, già nel 2012 con l'adozione di un primo sistema di gestione ambientale, l'adozione del sistema ISO 14001, poi rinnovato con una seconda aggiornamento del 2018, ma di fatto è un po' nel 2021 che sono cambiate alcune carte il tema ambientale è entrato a pieno titolo nei documenti che fanno la programmazione, quindi fanno le opere portuali. Nel 2021 ci siamo dotati appunto di una politica integrata della qualità dell'ambiente e l'abbiamo inserita nel nostro piano operativo. Il piano operativo è un piano che di fatto rappresenta la declaratoria di qualunque governance portuale. Una volta che il presidente viene nominato, dalla sua nomina partono 3 mesi all'interno dei quali deve fare una serie di cose, tra cui adottare un piano operativo triennale che declina la strategia, le attività, di fatto tratteggia le progettazioni, ma decide anche su cosa andare ad incardinare la politica. E io ho avuto questa opportunità, insomma, di arrivare proprio nell'anno in cui il piano operativo triennale è stato poi incardinato sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e quindi da quel momento abbiamo continuato a rimanervi attaccati e anche a monitorare il nostro contributo al raggiungimento di quegli obiettivi. È vero che appunto il nostro operato si compone di varie tipologie di contributo. Un tipico ambito è quello della transizione energetica. Noi, ne parlerà poi l'ingegner Terranova, oltre appunto a questo programma operativo triennale abbiamo altri momenti di analisi e progettazione di quello che facciamo in ambito ambientale, in particolare il documento di pianificazione energetica e ambientale, che di fatto fa il punto sul livello di efficientamento energetico degli edifici che sono di competenza diretta dell'autorità portuale, di gestione diretta, poi ci sono tutti quelli che sono in concessione, e su quelli abbiamo fatto una programmazione che quindi andava a modulare iniziative e progetti che riguardano per esempio l'efficientamento energetico, di nuovo l'elettrificazione delle banchine, la mobilità elettrica, la promozione del gas liquefatto naturale. Una parola sulla appunto elettrificazione delle banchine. Dove sono questi progetti benedetti di elettrificazione delle banchine all'interno del nostro sistema portuale? Ma sono sicuramente a Venezia centro storico, quindi a San Basilio. Se ora passate nella parte dietro i New Jersey con la rete vicino alla sede tra San Basilio e la sede dell'autorità portuale, vedrete delle ruspe in banchina che lavorano proprio per portare i cavi che alimenteranno in quel caso le piccole navi da crociera che possono ancora transitare attraverso il canale della Giudecca, sono quelle piccole sotto le 25.000 tonnellate. Ma abbiamo progetti di cold ironing anche alla stazione marittima che vi ricordo mantiene la sua funzione crocieristica sia per le navi che ancora vi possono passare, ma secondo
diciamo, i lavori commissariali poi verrà di nuovo a valle di tutto il passaggio di cui vi dirò tra poco col Ministero dell'Ambiente, ricollegata sempre per navi, diciamo, medio-piccole al traffico crocieristico che arriva da Marghera attraverso il canale Vittorio Emanuele. Altri luoghi di progettazione del cold ironing sono a Marghera, e questo è di rilievo perché il cold ironing, vedete, migliora, è vero, come dire, le condizioni di quei luoghi che sono contigui agli ormeggi delle navi da crociera, e quindi San Basilio perché ci sono i cittadini, ma anche a Marghera, a Canale Nord, abbiamo oggi firmato l'acquisto di tutta l'area Salmini, che come commissario e come APVI, che è una nostra partecipata, abbiamo acquistato per realizzare il complemento delle opere commissariali per la realizzazione della stazione marittima crocieristica Canale Nord Lato Nord, e in quel caso il cantiere è già partito con un'opera di realizzazione di una stazione, anche in questo caso di cold iron, quindi elettrificazione delle banchine è già partita, cantiere già aperto, mi conferma l'ingegner Terranova, per quelle navi, quindi quello è un terminal che nasce già dotato, quando sarà operativo, di questa cosa. Ci sono anche un'altra parte a Fusina, in questo caso è un collegamento non per le navi da crociera che temporaneamente vanno a Fusina, quello però è un terminal per traghetti, quindi in quel caso la tecnologia che stiamo installando è una tecnologia di alimentazione delle navi, dei traghetti, sono due cose diverse. È in fase anche di progettazione, anche se ancora non abbiamo una copertura finanziaria, anche ovviamente lo scalo di Chioggia, che è sopraggiunto in un secondo momento, ma che ha dato una grande risposta come istituzioni e anche come accoglienza per quanto riguarda le crociere. Ci sono però anche altri elementi che vanno proprio materialmente sulle opere, sull'attività marittima. Tutte le navi che arrivano, tutte le navi che solcano a senso alternato, per esempio il canale Malamocco-Marghera, per cui da Malamocco per raggiungere il nostro porto c'è, no, la particolarità è anche questa, no, che ci sono dei convogli che entrano la mattina, dei convogli e non c'è il doppio senso alternato. Questo è un ulteriore elemento di complessità che impegna moltissimo nella programmazione dell'autorità marittima, quindi la capitaneria, insomma l'ammiraglio e tutto il lavoro della Guardia Costiera. In questo caso, per esempio, noi abbiamo dei contratti per la tutela e la pulizia degli specchi acquei, no? Qualunque sversamento che dovesse intervenire è presidiato da società che sono selezionate proprio per presidiare la tutela delle acque. Ci sono degli impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue di prima e seconda pioggia, cioè tutto quello l'acqua che cade sui nostri terminal ha tutto un sistema idrico che, vi assicuro, non è per nulla semplice gestire e manutenere e neanche assentire in concessione. Un grosso lavoro che noi stiamo facendo con le concessioni, perché i nostri asset vengono dati tramite procedure di evidenza pubblica a operatori che le gestiscono per 20-25 anni, anche con concessioni più brevi. Noi stiamo lavorando affinché questi sottoservizi vengano poi a essere parte di quello che si dà in concessione, per trasferire sul concessionario l'onere, no, della manutenzione di questi impianti che garantiscono la tutela attraverso il controllo delle acque. È un lavoro che però impegna moltissimo, soprattutto l'ingegner Terranova, perché anche in quel caso sono opere che sono state, no, nel tempo sono diventate particolarmente attenzionate, e quindi c'è stata tutta un'opera di rimessa in pristino, di analisi, di conoscenza dello stato di queste infrastrutture prima di poterle dare ai concessionari. E perché parlo dei concessionari? Perché quella è un'altra delle leve che noi abbiamo per spingere sul tema della sostenibilità e delle transizioni. Le nuove gare che abbiamo fatto per dare le concessioni che vengono
o generate da un nostro bando oppure il più delle volte generate da una istanza che poi viene comunque pubblicata e diventa comunque evidenza pubblica, nei criteri di selezione e di valutazione abbiamo messo molto in evidenza quelle che sono le nostre priorità e quindi abbiamo valutato molto gli investimenti appunto sulla sostenibilità, sulla mobilità alternativa, gli investimenti sull'utilizzo dei raccordi ferroviari, anch'esso è uno strumento per ridurre le emissioni. Quindi quello è proprio uno dei tipici casi di uno strumento amministrativo che però è il momento giusto, no, quando sei in fase di contrattazione per creare una piattaforma di lungo periodo di sviluppo delle priorità. Ma poi ovviamente una partita che ci vede molto lavorare ci ha visto lavorare a fianco del provveditorato è quello del marginamento ambientale. Anche questa settimana abbiamo fatto vari incontri, marginamenti che per esempio stiamo curando in varie parti del porto. A Canale Nord per esempio dovremo tutelare l'area che andiamo a utilizzare con un marginamento ambientale, lungo il canale Malamocco-Marghera, tutte quelle aree che sono contigue a forme risalenti di attività di industria pesante devono essere tutelate, devono essere infrastrutturate in modo da tutelare la laguna. Quindi il nostro contributo silente è proprio questo, no? nel creare una patina di protezione sia delle attività navali sia delle infrastrutture più contigue alla laguna, sia di quelle attività che appunto hanno un impatto a livello di emissioni gassose. Ma poi la grande vicenda del contributo dell'autorità di sistema, seppur attraverso l'attività commissariale, è stato proprio quello che è successo nel 2021, quando il governo si è determinato a emanare un provvedimento, il famoso decreto 103 del 2021, il famoso decreto grandi navi, il quale oltre a disporre quello che è stato più vicino alla sensibilità di chiunque, cioè non passano più le navi, in realtà era un provvedimento che mirava e che è nominato e rubricato come un provvedimento di nomina di una struttura commissariale che è incardinata sulla presidenza dell'autorità portuale per la salvaguardia della laguna. Quindi questi sono quello è un provvedimento per la salvaguardia che ha quindi salvaguardia è sia l'introduzione di limiti stringenti per il transito attraverso il canale della Giudecca, dove quando dico stringenti vuol dire che sono dei limiti che in quel caso furono individuati senza un sostrato analitico del perché scegliere 25.000 piuttosto che 30.000 piuttosto che 40.000. Il limite dei 40.000 era già stato individuato dai lavori del comitatone, in quel caso poi si arrivò a 25.000 che voleva dire tagliare del 95% il traffico crocieristico senza andare a vedere se questo comportasse una selezione delle navi più sicure, delle navi più pulite o delle navi più manovrabili. Fu una scelta che ha poi comportato una totale reinventarsi il sistema crocieristico. Ma perché dico che quello è stato qualcosa che ha completamente cambiato e che ha amplificato il contributo dell'autorità sull'impatto antropico ma anche ambientale? Beh, innanzitutto si è cambiato completamente la dislocazione, c'è stato un impatto numerico, no? Prima del Covid c'erano stati annate di 1,6 milioni, 1,7 milioni di passeggeri e ricordo che questa cifra era inferiore al 2,5% delle presenze dei turisti nella città di Venezia. Questa è un'altra cosa molto significativa. L'overturismo non è legato alle crociere. Le crociere avevano una presenza trascurabile rispetto, e tra l'altro la più controllabile, perché poi ovviamente non si controllano gli accessi, adesso sì, però attraverso il treno, attraverso i vaporetti, attraverso i veicoli, le macchine e quant'altro. Quindi una presenza sicuramente dimensionalmente, visivamente importante, ma numericamente trascurabile rispetto al problema specifico dell'overturismo. Ma in ogni caso, dopo 3 anni,
i passeggeri sono adesso circa poco meno di 500.000, con una previsione di arrivare a 1 milione di passeggeri a completamento delle opere commissariali, che è comunque una sfida che è sul tavolo. Quindi l'impatto ha sicuramente visto una modifica che va anche a favore di navi più piccole, navi più in grado di rispettare l'ambiente, il famoso Blue Flag, no? Voi sapete che ogni anno in primavera si è sempre andati a firmare con un'adesione spontanea delle compagnie di navigazione un accordo con il quale loro dicono: quando entriamo in laguna switchiamo la modalità di alimentazione per ridurre l'alimentazione di zolfo. Non serve più adesso fare quell'accordo, perché quell'accordo è diventato regola, è diventato legge, e la legge all'interno della laguna l'ha detta la Capitaneria. Quindi all'interno della laguna e anche all'interno della parte che è stata definita dal decreto monumento nazionale, quindi Canale di San Marco, Bacino di San Marco, Canale della Giudecca, il contenuto del Blue Flag è diventato norma, è diventato ordinanza, quindi non ha più senso tanto parlare di adesione spontanea, perché il sistema ordinamentale ha fatto proprio un'esigenza ambientale anche in questo caso. Quindi il numero dei passeggeri è sensibilmente diminuito, è diminuito il numero delle navi, ma anche per esempio i poteri commissariali che avrebbero consentito una velocizzazione e una semplificazione nel processo di analisi e autorizzazione delle opere commissariali. È stato scelto, in questo caso io ho scelto di mandare le opere commissariali, che poi vi dirò, alla valutazione di impatto nazionale e non fatte in forma semplificata. Perché? Perché abbiamo imparato la lezione, perché abbiamo voluto comunque raccogliere la sfida di un confronto con un Ministero dell'Ambiente col quale abbiamo deciso di sederci e di lavorare insieme in una situazione non oppositiva, cosa che ha dato risultati buoni. Per esempio con Monte Sindial, che è l'altra opera di cui il Presidente dell'Autorità Portuale è commissario di governo, col quale abbiamo ottenuto una rapida revisione dell'autorizzazione ambientale. Quindi un approccio che ha di fatto internalizzato l'importanza di mettere tra gli ingredienti principali di qualunque opera il rispetto e il confronto con le istituzioni. Si diceva prima, il Presidente dell'Ordine parlavano della necessità di un confronto. Altro elemento, poi vado un po' più a stringere, è l'importanza che abbiamo dato alla valorizzazione del parco ferroviario, le infrastrutture ferroviarie, il ponte ferroviario, l'enfasi che abbiamo dato, ritorno a dirlo, alle concessioni, perché utilizzino e perché abbiamo inserito nelle concessioni l'obbligo di sottoscrivere un contratto di raccordo con RFI. È proprio questo, no? È quello di spingere il più possibile verso un'intermodalità che vada a favore di un maggiore utilizzo del ferro. E anche Monte Sindial è una grossa opera di risanamento. Monte Sindial, fate conto che sono circa 100 ettari, si trova a Canale Ovest, e era inizialmente un'infrastruttura che faceva parte di un più ampio progetto che era del port offshore dei tempi del professor Costa, che nel tempo era stato completamente di fatto abbandonato. Abbiamo avuto il mandato commissariale, recuperato e censito tutte le risorse pubbliche disponibili, ottenute di ulteriori, rifatta la valutazione ambientale e lanciato un cantiere che porterà alla realizzazione di un primo stralcio di un'opera che va innanzitutto a risanare tutta un'area. E vi dirò di più: se non ci fosse stato Monte Sindial non sarebbe mai ripartito il Moranzani, perché il principale contributore di riempimento del vallone Moranzani e quindi dell'inveramento del progetto di Messa Verde è stato legato anche ad una caparbia attività del commissario, diciamo, Monte Sindial e del subcommissario, che hanno veramente marcato a uomo, come faceva Gentile con Maradona nel mondiale dell'82, sia la regione, sia il comune, sia il SIFA, affinché
no? Sì, e devo dire abbiamo trovato una grandissima disponibilità, però abbiamo creato il casus belli, cioè dove mettiamo tutti i materiali che derivano da un'opera commissariale, cioè un'opera che il governo ha deciso di finanziare con circa, quanti sono? 200 milioni di euro malcontati, no? di disponibilità su Venezia, no? Quando si dice il governo di Venezia non è una priorità, ho capito, ma intanto il governo ci ha messo 200 milioni di euro. E anche in questo caso perché cosa c'entra con la sostenibilità Monte Sindial? C'entra perché Monte Sindial è una piattaforma che oltre ad avere 1800 metri di banchina, di cui 1600 utilizzabili, operativi, ripeto 100 ettari, ha tutto un collegamento ferroviario che quindi crea un'infrastruttura che ha una vocazione simili, diciamo interportuale, ma legata molto all'utilizzo del ferro. Quindi anche in questo caso è un'attività che passa attraverso una progettazione molto, molto elaborata, ma che di fatto mira sempre all'equilibrio tra l'attività economica e commerciale, ma con modalità che sono fortemente indirizzate verso una forma di utilizzo di modalità che riducono le emissioni. L'ultima cosa che voglio ricordare, due cose. Innanzitutto come abbiamo deciso di procedere con i progetti di dragaggio. I dragaggi che abbiamo fatto, i progetti che sono attualmente all'attenzione del Ministero dell'Ambiente, progetti commissariali, sono 4. Uno è la progettazione di una nuova isola dei conferimenti, dei sedimenti. Il secondo è il canale Malamocco Marghera, il terzo è il canale Vittorio Emanuele, il quarto è la stazione marittima di Canale Nord Lato Nord per le crociere. Il canale Malamocco Marghera è stato progettato tenendo conto dei risultati di un progetto fatto con la Commissione Europea e al quale hanno partecipato centri di ricerca italiani e danesi sulla modalità meno impattante per realizzare l'obiettivo che era quello della sicurezza della navigazione. Quindi abbiamo studiato, utilizzando dei modelli matematici e anche di simulazione di propagazione delle onde, quale fosse un metodo alternativo alla vecchia maniera. La vecchia maniera è: il piano regolatore mi dice 80 metri di larghezza per 20 km, io drago tutto. Il nuovo metodo è: qual è il modo meno impattante, qual è l'operazione chirurgica, quali sono le cunette che io posso andare a dragare dopo aver fatto le analisi secondo il protocollo fanghi nuovo, che si chiama protocollo sedimenti, che io posso andare a dragare, e soprattutto la sicurezza vediamo di raggiungerla anche con altri strumenti, non solo con il dragaggio. Non è solo con il dragaggio che si fa sicurezza. Per esempio si può fare sicurezza riducendo la velocità delle navi per ordinanza, e quindi questo è uno dei pochi casi in cui il progetto europeo è diventato norma prima ancora della sua conclusione, perché l'ammiraglio lungimirante ha adeguato le ordinanze. Quindi questo mix di soluzioni infrastrutturali e come dire, di ordinamento ha creato una nuova modalità. Il bando per la progettazione, quindi l'attività di progettazione che è stata fatta sul Malamocco Marghera con risorse commissariali ora al Ministero dell'Ambiente, ha tenuto conto del progetto Channeling, che oltre a minimizzare ha anche detto: ma come faccio a fare un altro obiettivo? Sicurezza della navigazione, ma andiamo a limitare la propagazione del moto ondoso, che comunque ha un valore penso l'1% rispetto all'impatto delle altre modalità. Quindi costruiamo lungo il canale Malamocco Marghera tutta una morfologia barenale che, quindi non un argine, ma costruiamo un sistema di barene, le quali sono ovviamente parte di un piano molto più ampio che abbiamo ovviamente condiviso con la neo-istituita Autorità della Laguna, ancorché non pienamente operativa con tutta la sua struttura. E quindi questa morfologia che noi andiamo a ricostruire ha un elemento naturale, ha un elemento di richiamo a come è fatta la natura, e serve sia ad evitare la propagazione delle onde, ma serve anche a un'altra cosa: a evitare che, diciamo, il doppio ritmo quotidiano di andamento delle maree possa portare un ulteriore insabbiamento del canale. Quindi vado anche proiettivamente a evitare di dover ritornare a dragare.
E questi sono degli accorgimenti che ci hanno guidato sia nella progettazione del Malamocco Marghera. Peggio mi sento per il canale Vittorio Emanuele, che è un elemento ovviamente di estrema delicatezza, sul quale siamo andati a studiare storicamente quanto fosse mai stato largo il Vittorio Emanuele, tenendoci bene al di dentro dei limiti che furono mai raggiunti, e facendo una progettazione divisa in due fasi per andare a vedere quali fossero i materiali da dragare, sempre con l'attenzione di qui sopra, per una classe di navi piccola, no? Sotto le 55.000 tonnellate. Quindi è tutto e abbiamo messo addizionali 500.000 euro sull'attività di progettazione del Vittorio Emanuele. L'isola dei sedimenti, anche in questo caso, è un altro esempio di un'opera che innanzitutto nasce da un'esigenza collettiva. Nel fare quello abbiamo fatto un protocollo con il provveditorato, perché abbiamo detto non andiamo a fare, no, una risorsa di allocazione dei sedimenti che serva solo al porto, ma vediamo di condividerla con coloro che sono gli altri produttori di sedimenti, che sono sicuramente il provveditorato, l'autorità della laguna, ma anche il comune, e quindi quel sito andrà ad accogliere, dimensionato secondo le dimensioni che usciranno dopo il confronto con il Ministero dell'Ambiente, anche i fanghi dei rii urbani, anche i fanghi del Mose e quant'altro. Quindi è un processo che stiamo cercando di fare, quando si diceva prima a proposito dell'attenzione. Dico soltanto che l'ultimo dragaggio che abbiamo fatto a Fusina, se non ricordo male, ingegnere, 120.000 metri cubi, è un piccolo, il 60% è andato in barena. Quindi l'attività di dragaggio consente di portare le sabbie buone nelle barene anche nella parte nord della laguna. Quindi è un'attività quanto più possibile circolare, e l'attività di dragaggio anche qui non viene fatta come la vedete sui filmini che fanno vedere che vanno dentro con le ruspe e portano sollevamenti dappertutto, ma è un'attività, diciamo, è passato qualche secolo, no, dopo queste cose un po' folcloristiche, e quindi c'è una massima attenzione anche, no, nel campionamento, lavoriamo con le università, insomma, inutile che lo faccio dire. Io mi fermerei qua. Il tema è sicuramente stato guidato, cioè la modalità di interpretazione di come si fa transizione ambientale è molto guidato da direttive europee, molto guidato da indicazioni nazionali, ma nel nostro caso è molto legato a dove siamo. L'autorità di sistema e le strutture commissariali sono pienamente consapevoli di operare in un ambiente molto delicato, ma anche in un ambiente che ha comunque una propensione a sviluppare un rapporto che alimenta l'economia, che alimenta lo sviluppo, e questo per tutto il sistema portuale. Una realtà come Chioggia, per esempio, su cui noi abbiamo come commissario a un certo punto creato l'opportunità, e abbiamo fatto in modo che, no, con una norma, che il commissario crociere potesse utilizzare anche gli scali di Saloni, di Chioggia, andando ad alimentare un sogno che era lì da anni, e ci ha visto portare a Chioggia, no, il primo anno, non mi ricordo, una quindicina di navi, il secondo anno quasi 40 navi, il terzo anno un po' di meno, quest'anno un po' di meno, ma perché? Perché ci sono state altre infrastrutture resesi disponibili nel frattempo, ma era di tutta evidenza che i primi anni c'era stato un effetto, no, esponenziale legato alla circostanza. Ora stiamo lavorando affinché con le compagnie, l'abbiamo fatto a Miami, ma lo faremo adesso il 20 giugno con un evento che si chiama Italian Cruise Day in Tour nella città di Chioggia. Andiamo a fare il punto, come dire, come possiamo fare tesoro dell'esperienza che abbiamo avuto sul tema crociere e creare un modello di sviluppo di una destinazione che ha la sua autonomia, non è in relazione a null'altro, ma a valorizzarlo con le caratteristiche che abbiamo e con le esigenze che abbiamo. E quindi questo è un altro caso, è un altro mondo, perché anche in questo caso la percezione, no, delle crociere in due città così vicine è estremamente differenziato, però abbiamo imparato molto anche su come confrontarci con la cittadinanza, con coloro che portano delle istanze, e forse
dobbiamo ancora lavorare un po' di più nel comunicare quello che vi ho detto io, quello che vi dirà tra breve il direttore Terranova. Dico solo una cosa, che il direttore Terranova è stato travolto letteralmente da un episodio che ha coinvolto tutte le autorità di sistema in Italia, cioè l'arrivo dei fondi PNRR e Piano Nazionale Complementare ha veramente travolto i nostri enti, facendo un'immissione anomala di risorse pubbliche in tempi contingentati, tutto doveroso, che ha trovato spesso impreparate le autorità di sistema. Noi abbiamo dovuto assumere persone a tempo indeterminato, abbiamo dovuto assumere persone con contratti temporanei, abbiamo dovuto fare convenzioni con strutture in house col Ministero delle Infrastrutture, abbiamo dovuto nominare collegi tecnici consultivi, cioè abbiamo fatto un lavorone enorme, siamo sottoposti a 4 diversi livelli di monitoraggio dell'avanzamento delle opere, però se lo vedete così, lui fino a qualche anno fa aveva i capelli neri, quindi oggi lo vedrete in queste condizioni, perché veramente penso che sia uno degli ingegneri in Italia che vede più progetti sia come diciamo numerosità e importo, ma soprattutto come difficoltà, visti le premesse che ho fatto di quanto speciale è questo sistema. Grazie. Grazie al Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. E ora, come anticipato, il Presidente ci ha dato una ampia illustrazione di quello che è una rappresentazione di quello che è il porto, non solo dal punto di vista, diciamo, del tema della transizione ecologica, non solo dal punto di vista della, diciamo, transizione energetica, chiamiamola, ma anche dal punto di vista ambientale, visto che il porto di Venezia e di Chioggia si trova a essere all'interno di una zona molto sensibile. Quindi do la parola allora all'ingegnere Giovanni Terranova, direttore tecnico dell'autorità portuale del sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che ci parlerà di politiche e progetti per ridurre le emissioni. Buonasera a tutti. In realtà ero biondo con gli occhi azzurri, per cui diciamo, il tracollo è molto più diciamo, importante. Però è vero che siamo stati travolti, perché non solo io ma tutta diciamo, la struttura, però devo dire che la struttura ha reagito in maniera compatta, per cui quando ci sono queste sollecitazioni che devo dire forse non si sono mai verificate nella storia recente e c'è una reazione unitaria, insomma le cose si riescono a affrontare. Quindi ringrazio gli intervenuti, ringrazio anche chi mi ha preceduto, in particolare il Presidente Di Blasio, ma anche l'Avvocato Mangiarotti, che ha fornito anche degli spunti che poi, diciamo, di cui parlo nella presentazione. Quindi il Presidente Di Blasio abbiamo spiegato come la sostenibilità sia parte integrante della strategia dell'autorità di sistema portuale, appunto perché è ricompresa all'interno del piano operativo triennale, perché abbiamo adottato il sistema di gestione ambientale, ma tutte queste cose che diciamo sono scritte sulla carta in realtà hanno trovato applicazione in aspetti concreti. Mi riferisco in particolare a delle valutazioni, a degli studi, ma anche alla redazione e all'aggiornamento del documento di pianificazione energetica ambientale, ma anche allo sviluppo di progetti finanziati con anche i contributi comunitari, che hanno permesso di individuare quegli aspetti sui quali si è ritenuto poi di intervenire. Mi riferisco in particolare, ad esempio, questo è un esempio concreto che riporta in termini di quelle che sono le emissioni che vengono generate, emissioni in termini di tonnellate di CO2 in ambito portuale. È possibile vedere come il contributo delle attività che vengono svolte a terra, quindi dalla banchina verso terra. Okay. Rispetto alle attività che vengono fatte lato acqua. È possibile vedere, con riferimento al ultimo dato del 2022, come il contributo in termini di produzione di CO2 delle attività
lato acqua pesano per il 77% rispetto a un 23% di quello che avviene a terra nelle aree portuali. Di questo 77% in particolare è composto per il 60% dalle navi all'ormeggio e per il 7% dalle operazioni, diciamo, di avvicinamento alla banchina e per il 9% dai servizi tecnico-nautici. Però già questo fa vedere come l'elemento nave alla banchina sia sicuramente un elemento che, laddove si voglia intervenire abbattendo in maniera significativa le emissioni in ambito portuale, quello è un elemento da affrontare. Non va avanti. Ok. Ma non solo quello, perché chiaramente la nave alla banchina poi viene tradotto in quello di cui anche l'avvocato Mangiarotti ha accennato, anzi di cui ha parlato, e che sono gli interventi di onshore power supply. Però ci sono anche i temi volti all'implementazione di impianti a favore delle energie rinnovabili. In sostanza, per approfondire il tema, diciamo, in cosa consiste questa onshore power supply o cold ironing, come termine utilizzato più in Italia, è quindi questo processo di fornitura alla banchina di energia elettrica che dalla rete di distribuzione nazionale praticamente passa attraverso degli apparati che hanno fondamentalmente la funzione di trasformare la tensione da alta a media, di trasformare la frequenza e di renderla disponibile, quindi di realizzare il collegamento tra terra e la nave. E questo perché, come si diceva, per consentire alle navi di poter spegnere i motori di bordo che servono quando la nave è ferma in banchina, i motori di bordo vengono tenuti accesi per produrre l'energia che serve ad alimentare tutti gli impianti di bordo, il condizionamento, ma tutti gli impianti che rimangono in funzione. Il funzionamento, diciamo, la produzione di energia tramite i motori di bordo ovviamente crea emissioni in atmosfera, crea vibrazioni e crea rumore. È ovvio che in un contesto come quello della laguna di Venezia questo sia un tema sicuramente sensibile. I vantaggi di poter connettere le navi direttamente alla rete di terra, sia lato nave che lato porto, sono evidenti, come dicevo, la riduzione delle emissioni, dell'impatto acustico, delle vibrazioni. Ovviamente poi ci sono degli aspetti abilitanti in termini di sostenibilità, nonché il rispetto di determinati obblighi cui si faceva riferimento. Alla base di questi interventi di onshore power supply ci sono delle direttive comunitarie che prevedono che entro il 2030 le navi diciamo passeggeri, commerciali, da crociera abbiano l'obbligo di connettersi a delle reti, per cui anche le infrastrutture devono essere realizzate anche in quel termine. Però non è così, non è tutto così lineare come accennava anche l'avvocato Mangiarotti. Ci sono dei temi che riguardano la composizione di questa energia che viene fornita alle navi, c'è un tema di disponibilità della rete nazionale e c'è un tema di costo, ma c'è anche un tema di gestione che vedremo avanti. Questi presupposti hanno, diciamo, messo a disposizione, creato delle opportunità per le autorità di sistema portuali, perché appunto si è avuta la possibilità di finanziare dei progetti con una grande disponibilità, che nel caso dei porti di Venezia e Chioggia è una disponibilità di complessivi 90 milioni di euro per realizzare impianti di connessione elettrica sia a Marghera che a Venezia.
Questi appalti che riguardano la realizzazione di 5 interventi oggi sono tutti in corso. In questa slide si può vedere più o meno dove sono dislocati. Questa è l'area ovviamente del centro storico di Venezia, dove si trovano 3 dei 5 interventi di taglia medio-piccola rispetto a quelli di Marghera, però la cui valenza rispetto proprio alla collocazione è enorme, perché come vedremo adesso. Gli altri 2 interventi sono collegati nell'area di Porto Marghera, nell'area del Canale Nord e nell'area del porto Traghetti di Fusina, più uno studio, un progetto di fattibilità che è stato sviluppato gli anni scorsi per il porto di Chioggia, che però attualmente non ha copertura finanziaria. I 2 interventi di Porto Marghera, come dicevo, a sinistra potete vedere il canale nord di Sponda Nord, che è l'impianto che è funzionale al nuovo terminal traghetti, che è tra gli interventi che ricadono nelle competenze del commissario Crociere di Venezia, e che sono prevede di alimentare 2 accosti per navi, diciamo, per dare un ordine di grandezza, della lunghezza di circa 300 metri al massimo, e sono 15 megawatt per accosto, quindi 2 ormeggi a 15 megawatt per un totale di 30 megawatt. Potenza che sarà fornita diciamo, nel medio periodo da Terna, o meglio, ma che nell'immediato, diciamo nel tempo di realizzazione del terminal, potrà essere comunque garantito grazie a una fortunata coincidenza che, diciamo, ci sono già degli insediamenti che hanno la presenza della rete di alta tensione che passa vicino al sito, ma c'è anche, diciamo, una disponibilità del sito nell'area Pilkington, che può in una fase transitoria, prima di realizzare la sottostazione di Terna, consentire l'alimentazione di questi nuovi accosti. Per il quanto riguarda il termine, quindi questo è l'intervento dal punto di vista delle potenze in gioco più rilevante. Per quanto riguarda il terminal traghetti di Fusina, è un investimento di 28 milioni di euro per 4 accosti complessivamente che ammontano a 24 megawatt. I primi 2 degli interventi nel centro storico di Venezia, nell'area di Santa Marta San Basilio per 5 milioni e Riva Sette Martiri 3 milioni e 6, sono dedicati a mega yacht, quindi sono i mega yacht che oggi che arrivano già, che potranno collegarsi a una rete elettrica, ovviamente con un immediato vantaggio per per i cittadini che sono nelle immediate vicinanze di questi accosti, perché appunto siamo nel centro storico di Venezia. Giusto per dare un particolare, in Riva Sette Martiri spesso ci si lamenta che c'è qualcuno che fa un lavoro, poi arriva un altro e rimette mano a quello che è stato fatto. Nella corsa, nell'enorme corsa che è stata fatta proprio per avviare questi progetti, si è riusciti anche in accordo con il Comune di Venezia a sfruttare i lavori di rifacimento di tutta la pavimentazione della Riva Sette Martiri che sta facendo appunto il Comune di Venezia. Si è contrattualizzata la stessa impresa per realizzare la posa dei cavidotti che devono distribuire e portare l'alimentazione fino a bordo banchina, dalla cabina elettrica a bordo banchina. Per cui questa è un'opera già realizzata che consentirà di non dover manomettere nuovamente la pavimentazione, che potrà rimanere lì. Venezia Centro Storico, l'intervento in Marittima, che è un intervento di media entità, 23 milioni di investimento per 24 megawatt per 4 ormeggi di piccole navi da crociera, che sono quelle navi a crociera che possono continuare ad arrivare a seguito dell'applicazione del decreto 103, quindi navi
sotto le 25.000 tonnellate, ma anche in previsione delle navi di circa 40 e sotto le 50.000 tonnellate che potranno arrivare dal canale Vittorio Emanuele. Per quanto riguarda invece il porto di Chioggia Saloni, si tratta di abbiamo sviluppato un progetto di fattibilità del valore di 6 milioni per un ormeggio per piccole navi a crociera più un ormeggio ai battelli fluviali. Però, come si diceva, non è proprio tutto così lineare, perché ci sono degli aspetti che per determinare il successo di questi interventi devono essere affrontati. Uno è quello si diceva del costo dell'energia, perché si stima che il costo dell'energia prodotta, l'energia fornita a Bonchina rispetto a quella autoprodotta a bordo della nave, ci sia un più 30% nella migliore delle ipotesi. Per cui sicuramente questo è un tema che va affrontato. In parte ci sono delle delibere di ARERA che hanno mitigato alcune delle componenti, consentono di mitigare alcune componenti del costo dell'energia, però è in valutazione a livello comunitario la possibilità di abbattere il costo di questa energia per questo tipo di uso. Probabilmente anche nell'ambito del sistema ETS, cioè di quel sistema Emission Trading System, per cui vengono assegnate per determinate attività dei limiti di emissione, per cui viene scoraggiato l'uso di carburanti fossili a vantaggio dell'energia elettrica. Un altro aspetto che è da definire è quello proprio della gestione di questi impianti, perché tra la consegna della rete di distribuzione e il punto di connessione alla nave c'è questo oggetto, che è questo impianto di onshore power supply, che va gestito sia in termini di trasporto, quindi distribuzione, ma anche di vendita dell'energia. Attualmente, come si diceva, le autorità di sistema portuali non possono vendere energia ed è in attesa un decreto che dovrebbe definire quali sono i criteri, le caratteristiche per poter pubblicare dei bandi per soggetti che devono poter gestire questi impianti. La configurazione probabilmente che si darà a questo sistema che fornisce energia è quello probabilmente del servizio, è un servizio dove all'interno c'è anche la fornitura di energia, ma c'è un servizio che è anche quello di connessione alla nave e contabilizzazione. Comunque è un tema questo ancora da definire. In teoria pare che entro giugno possa essere fornito qualche elemento che aiuti anche le autorità di sistema portuali a cominciare a lavorare sui bandi. Sempre partendo dai documenti di pianificazione energetica ambientale, ovviamente le linee, quella che abbiamo visto è una linea di intervento che è finanziata, che ha un certo volume e anche determinati costi degli investimenti. Ci sono delle attività più piccole che possono essere fatte e che soprattutto a Venezia risultano meno facili che altrove. Per esempio il fotovoltaico. Noi abbiamo a Santa Marta e San Basilio degli edifici demaniali, che sono degli edifici che hanno delle caratteristiche, sono degli edifici storici, però con un percorso fatto con la soprintendenza siamo riusciti ad approvare in conferenza di servizi un progetto di applicazione di fotovoltaico sulle coperture degli edifici demaniali. È un progetto per circa 500 kW di potenza installata che dovrebbe produrre all'anno circa 600.000 kWh,
con un risparmio per l'ente di circa 190.000 euro l'anno e con una riduzione in termini di CO2 di 196 tonnellate. In parallelo, diciamo, altri interventi finanziati dal PNRR e Greenports, in questo caso quindi diciamo, del Ministero dell'Ambiente, sono gli interventi che diciamo, quotano in totale circa 12 milioni di euro e che hanno al loro interno sia dai più piccoli la realizzazione di colonnine per la fornitura di energia elettrica per i mezzi di servizio, c'è l'acquisto di un'imbarcazione elettrica che diciamo, è anche in accordo con l'autorità di sistema portuale di Trieste. Ci sono per i 2 terminalisti di Porto Marghera che fanno rinfuse degli interventi di elettrificazione delle banchine per l'alimentazione dei mezzi elettrici di banchina. Ci sono degli interventi di relamping sul porto di Chioggia e questo è quello. Siccome sappiamo che non si può migliorare quello che non viene misurato, abbiamo implementato, diciamo, esisteva già ma è stato ampliato, un sistema di centraline che misurano diciamo, la qualità dell'aria sia in ambito del centro storico che anche a Porto Marghera. Queste centraline sono operative, i dati sono condivisi anche con l'ARPAV e diciamo, consentono di avere la misura della qualità dell'aria e poter monitorare l'evoluzione in termini diciamo, di qualità e anche alla luce diciamo, dell'adozione di tutti gli interventi che abbiamo visto. Io ho finito, vi ringrazio e se ci sono domande... Ecco. Grazie per questo intervento in cui ci è stato dato praticamente, come un po' avevo indicato nell'introduzione, un po' di dati a favore di quello che è proprio la transizione ecologica del porto di Venezia e di Chioggia. Ci avviamo a chiudere questo convegno. Ringrazio l'avvocato Mangiarotti, ci ha dovuto lasciare circa una ventina di minuti fa perché aveva da prendere un aereo. Si dispiace, insomma, poi la ringrazio anche lei. Ringrazio quindi il presidente dell'autorità portuale, il direttore tecnico e l'avvocato Mangiarotti per gli interventi. Ringrazio l'architetto Beraldo per l'introduzione e ringrazio di nuovo ancora tutti voi che siete stati sia da casa che qui in presenza ad ascoltare i relatori, queste interessanti relazioni. E ringrazio tutti i patrocinanti e l'Ateneo Veneto per averci ospitato, quindi il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Padova, la rivista Trasporti e Cultura, il Centro Studi Urbanistico del Veneto, il Collegio di Ingegneri Ferroviari Italiani, l'IT, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia e gli Ordini degli Architetti. Ricordo a chi è in sala che uscendo di firmare per i crediti formativi. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata.